Bene, pace del Signore, cari fratelli, sorelle, simpatizzanti amici. Bentrovati di nuovo su questi canali social, queste pagine delle chiese evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia di Vittorio Veneto e Pieve di Cadore. È tempo di Pasqua, della festa di Pasqua, e volevo condividere assieme a voi quanto la parola di Dio ci insegna sulla Pasqua. Intanto Pasqua vuol dire passaggio, e l'Apostolo Paolo ci rivela nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 5, dal verso 7, appunto ci rivela che la Pasqua è accostata alla persona di Cristo. Vogliamo leggere questo verso, 1 Corinzi, capitolo 5, versetto 7. L'Apostolo Paolo scrive così: «Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità». L'Apostolo Paolo fa comprendere che la Pasqua è importante, ma è importante non tanto in quanto festa. È importante perché è Cristo la nostra Pasqua, ci ricorda che Cristo è per noi quel passaggio che gli ebrei ricordano come il passaggio dall'Egitto alla terra promessa, alla libertà, quel passaggio che ha permesso loro di essere liberi, quindi uscire dall'Egitto per ritrovarsi poi come popolo libero. Ecco, per noi Cristo è quel passaggio, rappresenta quel passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà della vita eterna in Cristo Gesù. Quindi Cristo è la nostra Pasqua. L'Apostolo Paolo ci raccomanda di celebrare la festa, ma ricordando che la Pasqua è qualcosa che ha lasciato un segno dentro di noi. Intanto è stata istituita da Dio la Pasqua, e vogliamo vedere appunto nel Vecchio Testamento, nel libro dell'Esodo, il capitolo 12, l'istituzione appunto della Pasqua. Vi ricordate l'ultima piaga dell'Egitto? Dio ha mandato delle piaghe per costringere il faraone a lasciare libero il suo popolo, Israele, che era in schiavitù. Nonostante le tante piaghe, il cuore del faraone si induriva sempre di più, finché l'ultima piaga fu quella decisiva e poi lasciò libero il popolo di Israele di lasciare l'Egitto. Per quanto poteva essere duro il cuore del faraone di fronte a quella piaga mandata da Dio, il faraone si piegò, dovette piegarsi. Questa piaga riguardava la morte dei primogeniti e riguardava tutti i primogeniti, sia d'Egitto che di Israele. Però al popolo di Israele Dio diede la possibilità di salvarsi, quindi di non subire questa piaga, istituendo appunto la Pasqua. Dovevano mangiare un agnello in casa, ogni famiglia radunata in casa doveva consumare un agnello pasquale,
doveva essere maschio senza difetto, e poi col sangue di questo agnello dovevano tingere l'architrave della porta della casa, che era un segno per l'angelo della morte, l'angelo distruttore, la morte che passava. Vedendo questo segno fuori la porta, questo segnale, questo sangue sparso nell'architrave, ecco che passava oltre. Quindi quella famiglia era salva dalla morte, quindi scampava, passava oltre la morte. Ecco, per noi Cristo è la Pasqua, quel passaggio che ci salva dalla morte del peccato e ci porta verso la vita eterna, ci dà vita eterna. Non è un caso che Cristo Gesù è andato in croce proprio per la festività di Pasqua, è risorto per il giorno di Pasqua, è Lui che rappresenta l'agnello, quell'agnello che doveva essere consumato per ogni casa, in ogni famiglia. Ecco, Cristo Gesù è quell'agnello che Dio ha provveduto senza difetto, perché non ha commesso peccato, maschio, senza difetto, e si è dato sulla croce, si è sacrificato per la nostra salvezza, per il nostro riscatto, per la nostra liberazione dall'effetto del peccato. Ecco, Cristo è la nostra Pasqua. Ma vogliamo leggere nel Vecchio Testamento, appunto in Esodo capitolo 12, quanto vi ho riassunto. Leggo in Esodo capitolo 12 dal primo verso. Il Signore parlò a Mosè e ad Aaronne nel paese d'Egitto, dicendo: questo paese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa, per un agnello se ne prenda uno in comune, con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue d'agnello e lo si metta sui 2 stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte e la si mangi arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto. E poi quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Ecco, è stata istituita da Dio la Pasqua, e quindi c'è l'importanza del sangue, l'importanza del sacrificio, che questo agnello veniva sacrificato e consumato. Quando Gesù volle consumare l'ultimo pasto insieme ai discepoli, disse, quando divise il pane, spezzò il pane, lo benedisse: prendete, questo è il mio corpo.
io do per voi il mio corpo. Poi prese il calice, versò il vino e disse ai discepoli: questo è il mio sangue che io verso sulla croce per i vostri peccati. Quindi l'ultima cena viene proprio raffigurata con la Pasqua, la festività di Pasqua viene raffigurata con il sacrificio di Cristo Gesù. Cristo è la nostra Pasqua. Ecco, il sangue di Gesù deve essere non qualcosa di fisico, sparso sulle nostre case, ma il sangue di Gesù deve essere dentro il nostro cuore. Accettando il sacrificio di Gesù, ecco, noi facciamo in modo che il sangue di Gesù, accettando il suo sacrificio, ci lava e ci purifica da ogni peccato. Cristo è la nostra Pasqua. Quindi la festività in sé rimane festa pagana, viene celebrata così in quanto festa per il mondo, ma per il cristiano che ama Gesù ha un significato molto, ma molto profondo. Il cristiano ricorda il sacrificio di Gesù compiuto sulla croce ed è qualcosa che rimane dentro. Alleluia. Non è uno studio sulla Pasqua, ho voluto accennare così brevemente, riassumendo quello che la parola di Dio ci rivela sulla Pasqua, ma è importante comprendere che non è importante una volta l'anno celebrare la Pasqua. La Pasqua deve essere sempre, ogni giorno, così come il Natale. Festeggiamo il Natale, ci ricordiamo che Gesù nasce, poi muore, nasce, muore ogni anno. È nato una volta il Signore. Alleluia, è venuto sulla terra una volta ed è morto una volta. Bisogna dare valore a quel sacrificio. Cristo Gesù vuole abitare nel nostro cuore, vuole lasciare un segno profondo nel cuore dell'uomo. E quindi lasciati toccare dal Signore Gesù, lascia che il Signore lavi la tua vita col suo prezioso sangue e il Signore ti benedirà grandemente. Accetta Gesù nel tuo cuore. Amico, amica, simpatizzante che magari ancora non l'hai accettato, ti chiudi dietro alla religione. Non è la religione che salva, ma Cristo Gesù è una persona vera che vive in eterno. È morto ed è risorto. Cristo è vivente. E questo è il messaggio che dura ancora, il messaggio del Vangelo, ed è un messaggio ancora che noi predichiamo con forza, con determinazione, con fede, alleluia, con la forza della verità e con l'unzione dello Spirito Santo. Vorrei invitarvi a pregare il Signore insieme a me, pochi momenti. Vogliamo chiudere gli occhi, chinare il capo e aprire il cuore. Vogliamo dire grazie Signore Dio nostro Padre per Gesù. Grazie, o Signore Gesù, per il tuo sacrificio. Grazie, Signore, perché ancora oggi il tuo sangue ci lava e ci purifica da ogni peccato. Signore, continua a benedirci, Signore, continua a salvare, tocca ancora cuori, Signore, e vite. Signore, ancora in questo tempo difficile, dove c'è questa pandemia, Signore, questa malattia, manifesta ancora la tua grazia, rivelati nella vita di quanti ancora non ti hanno conosciuto e non ti hanno accettato. Benedici il tuo popolo, la tua Chiesa, proteggici da ogni male, da ogni apparenza di male. Signore Dio nostro, rimani con noi tutti, quanti ascolteranno, vedranno questo videomessaggio. Benedici ognuno di noi in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen. Dio vi benedica, Dio ci benedica insieme e abbiate fede nel Signore. Amen. Dio ci benedica.